Voi mi direte, sì, ma parliamo ancora di sanità, ancora di sanità, ancora di sanità. Ma ragazzi, guardate che è un bel guaio qui. Questi tagli alla sanità al Veneto che sta facendo le cose in un certo modo non piacciono a nessuno. Figuriamoci al nostro presidente della regione. Buongiorno Luca Zaia. Buongiorno a tutti. Ho detto bene, lei sicuramente sarà arrabbiatissimo perché il Veneto sul piede di guerra. Lei addirittura ha detto alzo le barricate a questo punto. Ma guardi, io direi che voi avete un merito, nel senso che abbiamo parlato molte volte del taglio imminente dei fondi della sanità. Ci siamo presi dei millantatori, dei sobillatori, abbiamo preso di tutto. Ho visto che però 2 giorni fa questo è diventato realtà. 240 milioni di taglio noi non lo possiamo sopportare, soprattutto perché vieni a tagliare 240 milioni che valgono l'apertura di più ospedali in una regione che è la regione più virtuosa d'Italia, che è la regione dove un pasto in ospedale costa 6,5 €, contro i 60-80 € in giro per l'Italia, e quindi mi chiedo con che criterio tagli. Se vuoi tagliare, vai a tagliare prima da chi spreca. Beh, lei ha detto, questa cosa la dice da un sacco di tempo, che fa questi paragoni con le altre regioni, però la cosa grave è che poi un certo tipo di servizi, per esempio quelli oncologici, rischiano forte, e quelli sono servizi molto importanti. Guardi, noi abbiamo terapie che costano migliaia di euro a somministrazione, si arriva anche a 70-80 mila euro, e non ho sbagliato la cifra, e proprio per un fatto di civiltà io voglio erogare queste prestazioni. Siamo fra l'altro, penso, l'unica regione, o tra le uniche, tra pochissime in Italia e tra le pochissime al mondo, che praticano questi protocolli che a volte sono sperimentali ed estremi. E quindi dico che non condivido la politica di tagliare, alla fine i cittadini che avranno la carta di credito si potranno curare, e quelli che non ce l'hanno moriranno in strada. Se questo è il modello al quale il governo sta puntando, dico che ha iniziato bene, però noi tiriamo sulle barricate, noi facciamo una battaglia che questi non ha mai vista in vita loro. Cioè cosa fate? Una bella... intanto impugniamo a tutti i livelli. Intanto noi siamo persone pacifiche, e non dei terroristi o dei sovversivi. Impugniamo tutti i provvedimenti possibili e immaginabili. Cioè, troveranno ad ogni passo che fanno la regione del Veneto in mezzo alle palle. Chiaro? Ma a me mi sembra molto chiaro. Lo dice uno che ha impugnato provvedimenti anche del governo Berlusconi sulla sanità, tanto perché se c'è qualcuno che magari ha come si può dire, ha simpatie a sinistra, visto che la sinistra sta governando. Io non ce l'ho con la sinistra, con la destra, non ce l'ho con nessuno, però i veneti, per me, i 5 milioni di veneti sono tutti uguali, non sono divisi in tessere di partito, e io li difendo fino in fondo. Questo mi sembra, visto che lei non ha destra e sinistra, come ha detto, chi vorrebbe come Presidente della Repubblica? Poi la saluto, che so che ha molto da fare. Guardi, dopo l'episodio, e parlo del Presidente della Repubblica che ha chiuso il suo mandato napolitano, dopo aver avuto tutto questo periodo dove il centralismo ha imperato, basterebbe guardare, stanno togliendo ai comuni, alle regioni, a tutto, si sta distruggendo ogni forma di autonomia. Il futuro della Presidenza della Repubblica è dell'autonomismo, dell'indipendentismo, ovvero, mi spiego meglio, di colui che saprà interpretare le istanze del popolo. Allora, se il Veneto chiede di fare 2 referendum, uno per l'indipendenza e uno per l'autonomia, se credi nella democrazia glieli autorizzi, non glieli impugni come ha fatto questo governo. Ho capito, però un nome non me lo dice, insomma, non è che... Ma no, ma si figuri, non ho nomi. Diciamo che prima vogliamo vedere il pedigree prima dei nomi. Ok, molto chiaro. Grazie a Luca Zaia, Presidente della Regione. Buongiorno. Buona giornata. Buon lavoro. Tutto compreso, per dirla tutta.